Il Memorial Giacomo Romano di corsa campestre si appresta a compiere 28 anni e lo farà domenica 28 febbraio in una sede perfetta per questo tipo di competizioni. Il parco al ponte di Salte del Torre, per la seconda volta, è il campo di gara del cross patrocinato dai comuni di Povoletto e Remanzacco con la collaborazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Udine, della Fondazione Krupp ed è organizzato dalla Libertas Grions Remanzacco e dalla Maratonina Udinese. Saranno assegnati i titoli regionali individuali per le categorie allievi, junior, promesse, senior maschili e senior femminili, oltre a quelli master, ma correranno anche le categorie giovanili, compresi gli esordienti, i ragazzi e i cadetti. In gara per il Memorial Massimo Brisinello, indetto dal Centro Sportivo Provinciale Libertas per i titoli del campionato provinciale di Udine della Libertas. 2 trofei alla memoria in palio. Il 28° trofeo Giacomo Romano sarà assegnato al primo classificato uomo. Il 5° trofeo Nella Compagnon andrà alla prima classificata. La passata edizione è stata vinta da Carolina Michelin del Corse Trieste tra le donne e da Riccardo Sterni della Trieste Atletica in campo maschile. Le prime gare prenderanno il via alle 9 con le categorie Senior Master femminili e Senior Master maschili, che correranno la distanza di 4 km. Chiuderanno alle 12:30 la lunga serie di manche le categorie assolute, promesse e seniores maschili. Dalle 13 poi pasta party e premiazioni.